Parliamo di ambiente, di futuro, con un profondo rinnovo proprio per l'impianto di via Errera, un nuovo cuore proprio per il termovalorizzatore di Trieste che arriverà a fornire energia elettrica per 180.000 persone, ma che porta anche a un ciclo più virtuoso per i rifiuti del Friuli Venezia Giulia, contribuendo così alla transizione energetica del nostro paese. Qui vicino a me c'è Tommaso Tommasi, presidente esecutivo del gruppo ERA. Allora, presidente, dicevamo che è un intervento, un'innovazione fondamentale per un servizio all'ambiente che porta anche un arricchimento dal punto di vista proprio della disponibilità impiantistica, fondamentale per guardare a un futuro più sostenibile. Tutto quello che lei ha detto nella domanda è certamente corretto per rappresentare il senso di questa mattinata molto bella. È effettivamente così. Trieste gode peraltro di una tradizione che dobbiamo riconoscere, che su questa tipologia di impianti ha investito in anni anche molto lontani, perché questo ormai è il terzo inceneritore che negli anni si è proposto alle esigenze della città. Quindi riconosciamo il passato, ma anche la voglia di innovare e di continuare ad investire su queste tecnologie. Trieste in questo è certamente una città d'avanguardia. Esatto, grazie proprio a questo impianto più moderno, più sicuro, più affidabile, sarà possibile avere una gestione virtuosa dei rifiuti che rappresenta il culmine proprio di un lunghissimo percorso, come lei ha raccontato. Sì, sono decisamente tanti anni, gli ultimi sono già con l'intervento di ERA, dopo che Acegas è entrata a far parte del nostro gruppo, ma anche prima di questa data c'è da riconoscere che Trieste aveva fatto dei passi avanti molto importanti. Un impegno importante in questo 2022 per il gruppo ERA, che sarà naturalmente il culmine di tanti impegni di cui abbiamo raccontato, ma che porterà anche nel futuro ad avere una gestione proprio dei rifiuti in questo termovalorizzatore sempre più sostenibile e produttiva. Sicuramente teniamo conto che in questa realizzazione noi siamo i leader italiani per la quantità e qualità degli impianti che abbiamo sul territorio nazionale, non solo qua. Qui c'era una tradizione pregressa che vogliamo sottolineare, ma non vogliamo impadronirci perché non eravamo ancora arrivati. E quindi per noi è un allineamento, una buona attitudine che questo territorio aveva già. Noi, Presidente, allora la ringraziamo, ci risentiremo per tutte le novità a riguardo e vi auguriamo un buon lavoro. Grazie anche a voi. Un nuovo cuore per il termovalorizzatore di Trieste che porterà anche energia elettrica per 180.000 persone e un profondo rinnovo proprio per questo impianto di via Errera che migliorerà la produzione energetica ma anche la continuità operativa. Un progetto che oltretutto renderà più virtuoso questo ciclo dei rifiuti Friuli Venezia Giulia, contribuendo anche alla transizione energetica del paese. Qui con me c'è Paolo Cecchini, amministratore delegato di ERA Ambiente SRL. Allora Paolo, un intervento veramente importante ma anche molto delicato, cosiddetto a cuore aperto. Perché? Certo, è stato un intervento molto delicato, un intervento complesso, un intervento che è iniziato nel 2020 facendo le opere preparatorie esterne, poi ha previsto il fermo della linea 2, che è quella che poi è stata completamente, si dice in gergo tecnico, revampata, che è iniziato in aprile del 2021 e è terminato di fatto con l'inaugurazione di oggi. L'impianto attualmente è in marcia. Si tratta di un intervento nella quale abbiamo fatto delle attività importantissime all'interno proprio dell'impianto. L'impianto di fatto è costituito da 3 linee, ci sono 2 linee, la linea 1 e la linea 3, abbiamo lavorato nella linea centrale, effettuando quindi attraverso l'apertura del tetto prima lo smontaggio di tutte le apparecchiature che dovevano essere tolte, la realizzazione dell'opera civile e successivamente il rimontaggio delle nuove macchine. Un lavoro insomma fatto anche con un numero consistente di persone che hanno collaborato e è andato anche tutto liscio? Sì, perché è stato un intervento importante, anche perché abbiamo voluto mantenere in esercizio la linea 1 e 3, continuando a dare un servizio alla città di Trieste e al territorio, e quindi è necessaria un'integrazione fra le persone e le professionalità che gestivano la costruzione e le persone che invece gestivano le linee 1 e 3.
Quindi insomma interventi importanti sotto il segno della sicurezza, della protezione ambientale e ancora più efficienza, che riguarderà, ricordiamo, non solo Trieste ma tutto il ciclo dei rifiuti del Friuli Venezia Giulia. Sì, confermo, questo impianto infatti non solo tratta il rifiuto indifferenziato della città di Trieste e è a servizio di tutto il bacino regionale, ma tratta anche gli scarti che provengono dalla raccolta differenziata. Quindi quando il cittadino fa la raccolta differenziata e manda e poi viene raccolta e va negli impianti per il successivo recupero, quella parte che non è recuperabile deve essere destinata a smaltimento barra, meglio ancora, recupero energetico, quindi in termovalorizzatori. Io ringrazio allora Paolo Cecchin per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie mille.